Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, è obiettivamente crisi di nervi presso quel pezzo di magistratura che si è fatta anche legittimamente da un punto di vista formale, poi ognuno può discutere sull'opportunità, ma comunque voce, megafono propagandistico delle ragioni del no al referendum. Mettiamo in fila anzitutto i due episodi più salienti di cronaca, ma recentissima di questi giorni, ma una crisi di nervi che, come dire, va in crescendo da quando è stato appunto annunciato il referendum sulla finalmente implementata riforma della giustizia che a nostro giudizio questo paese aspetta da decenni. In ogni caso la cronaca invece più recente, appunto il primo episodio, riguarda questo intervento ad opera del sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi, il dottor Giuseppe De Nozza, che è pure presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Lecce, appunto è molto impegnato nella campagna per il no. Nella fattispecie era questo evento di Cellino San Marco e stava, diciamo, sostenendo la bontà del sistema delle correnti, quindi comunque una persona intellettualmente dotata, perché non è facilissimo, diciamo, sostenere la virtuosità del sistema delle correnti, che De Nozza ha definito luoghi di fecondo dibattito culturale e sociale. È proprio così, consiglio a tutti la lettura del Sistema di Palamara, Sallusti, Alessandro per far capire il livello del fecondo dibattito culturale del genere. Ricordati che io ho messo il tuo alla procura X, metti il mio alla procura Y, eravamo in prossimità di Hegel e Kant, diciamo. Ma comunque, e quindi sempre De Nozza diceva è normale che attorno allo stesso tavolo stiano seduti magistrati che hanno le stesse idee. E poi ha fatto, per rendere bene l'esempio, ha ipotizzato questo caso. Non mi vedrete mai con Nicola Porro perché abbiamo idee diverse sul mondo. Non mi vedrete mai insieme a Sallusti e Alessandro perché abbiamo del mondo idee completamente differenti. Cioè, questo magistrato dichiara legittimamente che non si siederebbe mai al tavolo con Alessandro Sallusti, Porro, chi ha un'idea diversa dalla sua, che però detto da un magistrato che potrebbe indagare / giudicare delle persone con cui non si siederebbe neanche al tavolo per pregiudizio ideologico, non restituisce una grande idea di serenità e di terzietà dell'ordine, diciamo non potere, ordine giudiziario. Ma il secondo caso è ovviamente più spettacolare perché riguarda un campione del fronte del no, poi ognuno può stabilire campione in quale ambito, ma sicuramente uno che non sta passando inosservato. Parliamo del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che come rendiconta il Foglio di oggi ha reagito così a una chiamata di un giornalista del Foglio medesimo che gli chiedeva conto della sua ultima, diciamo non verissima notizia secondo cui Salda Vinci voterebbe no. È una battuta, come dice lui, che ha detto in altre parole sulla 7. Comunque un collega del Foglio lo ha chiamato per chiederne conto, insomma, e la risposta virgolettata riferita dal Foglio di oggi, rilanciata anche sui profili social anche del direttore del Foglio, Gratteri ha detto a questo interlocutore: se dovete speculare fate pure, tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti. Che senso faremo i conti? Tireremo su una rete? No, in che senso faremo i conti? Cioè, un magistrato impegnato sul no dice a un giornalista che neanche lo ha criticato, si è permesso di fare una domanda su una cosa che ha detto lui, lo ammonisce sul fatto che faremo i conti. E da che punto? E poi ribadisce tireremo su una rete. Ora, visto che le inchieste di Gratteri, e questa è cronaca, non scevra da qualunque giudizio, non vorremmo facesse i conti con Radio Libertà, sono abbastanza all'insegna della pesca a strascico, no? Questa è cronaca, la trovate in tutti i pezzi di giudiziaria dei giornali delle città dove Gratteri ha lavorato. È doppiamente inquietante, cioè vuol dire che dopo il referendum si farà una pesca a strascico e tutti i giornalisti, non che l'hanno criticato, che gli hanno fatto una domanda, rientreranno in questa pesca a strascico perché lui dovrà fare i conti rispetto a giornalisti che non la pensano come lui o che reputano che esista questa bizzarria per cui in una società
società libera un giornalista possa rivolgere sì una domanda a un magistrato. Si possa fare, incredibile, ma anche un magistrato sia soggetto non solo alle critiche ma alle domande, e anche per le domande bisogna fare i conti. Detto da chi detiene in questo caso un potere in senso anche inquietante sulla vita altrui, notevole, no? Perché ti può appunto mettere alla sbarra. Allora questa crisi di nervi generalizzata, autoevidente presso i magistrati che sostengono il no, cosa ci dice? Ci dice che effettivamente la posta in palio col referendum è il, anche qui, potere spesso in senso deteriore di un'importantissima categoria della democrazia che è degenerata in casta. Sono in crisi di nervi perché il referendum per la prima volta può davvero ripristinare una normalità dialettica e liberale in Italia, e quindi ci stanno dicendo a gran voce di fondo: votate sì. Grazie a tutti, a domattina.